Venezia diventa la prima città al mondo su prenotazione e a pagamento. La data del 25 aprile, che segna il via alla sperimentazione del contributo d'accesso, è destinata a restare nella storia. 5 euro di ticket per i visitatori giornalieri che arrivano dalle 8:30 di mattina alle 16. 29 giornate complessive fino alla fine di luglio. Un lungo e complesso elenco di esclusioni ed esenzioni, compresi i residenti in Veneto, che non dovranno pagare nulla ma dovranno comunque prenotarsi e ottenere il QR code. Varchi di accesso nei punti strategici della città e, novità di ieri, la possibilità di prenotare e pagare in anticipo addirittura in tutte le oltre 30.000 tabaccherie .lis d'Italia. Un provvedimento storico destinato a far discutere, l'esordio sarà accompagnato da una manifestazione di protesta e destinato nei piani dell'amministrazione Brugnaro a scoraggiare il turismo mordi e fuggi in determinate giornate dell'anno in cui l'affluenza di visitatori è da bollino rosso. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 24 aprile 2024, la prima notizia del giorno riguarda il turismo, riguarda Venezia, che sarà la prima città a pagamento d'Italia, forse del mondo. Il ticket per entrare nella città storica si compra anche in tabaccheria, questa la notizia di oggi, e da domani parte questa sperimentazione, questa nuova tariffazione, una tassa vera e propria per accedere al centro storico, all'isola di Venezia. La notizia naturalmente è su tutti i quotidiani locali di oggi. Da domani via la sperimentazione del sistema di prenotazione, ma per avere il pass si potrà pagare anche all'arrivo, leggiamo sulla Nuova Venezia, che dedica una serie di pagine appunto al ticket e all'avvio di questa sperimentazione. I nodi del turismo, gli articoli sono di Eugenio Pendolini, Costanza Valdina e altre firme, ma vediamo i titoli. Domani il debutto del sistema, multe sì ma con buon senso. In campo agenti della polizia locale, dipendenti di Ca' Farsetti e verificatori privati. Si tratta comunque di un tributo. I varchi saranno divisi tra residenti e turisti in visita per evitare ingorghi. Da Piazzale Roma alla stazione poi ci sono alcune aree esenti dal pagamento dove si potrà circolare liberamente. Allora la Nuova Venezia pubblica la mappa. La Giunta ha individuato tramite delibera alcune aree esenti dal pagamento e dalla registrazione previste per il contributo d'accesso, quali i terminal d'accesso alla città appunto, e quindi tutta l'area da Piazzale Roma, compresa tra Fondamenta Santa Chiara, il capolinea di bus ACTV, il tratto che corre sotto il People Mover, ma anche il piazzale antistante la stazione Santa Lucia solo fino ai piedi del Ponte degli Scalzi. L'altro tratto escluso dal pagamento del contributo d'accesso è l'isola di San Giobbe, compreso il ponte Valeria Solesina e il collegamento con la stazione Santa Lucia. E poi ancora i no ticket, la rabbia dei veneziani che dicono saremo chiusi dentro. Prevale il dissenso di comitati, consiglieri e cittadini. C'è l'idea di un referendum post esperimento. Continuano insomma le proteste dei veneziani. Naturalmente questa non è una novità, è da quando si è cominciato a parlare di ticket d'accesso che i residenti dell'isola si oppongono. Non vogliono naturalmente vivere in un parco dei divertimenti, in una città unica in Italia, forse al mondo, che può essere visitata soltanto con il pagamento di un biglietto, di una tassa. E poi ci sono anche tanti dubbi rispetto alla privacy, oltre che al diritto alla mobilità naturalmente. C'è poi un comunicato stampa della CGIL, il sindacato, che esprime anzi preoccupazione per comunali e agenti controllori. Leggiamo l'altolà del sindacato CGIL: sale la preoccupazione nelle file del sindacato dei dipendenti del comune di Venezia per l'organizzazione operativa del ticket d'ingresso. Nei giorni scorsi infatti il comune aveva ingaggiato su base volontaria anche i dipendenti comunali per fare i controlli. Ora il sindacato lancia uno stop. Una lettera di chiarimenti è stata indirizzata al comandante generale della polizia locale e al direttore del personale del comune in relazione
ad alcune segnalazioni di lavoratori sull'organizzazione del servizio. Ai dipendenti comunali, senza un accordo sindacale sottoscritto dalla RSU e dalla maggioranza delle sigle sindacali, è stato proposto di partecipare volontariamente ad un progetto aggiuntivo finanziato con i soldi del fondo destinato alla produttività di tutti i colleghi del comune, dichiara Paolo D'Agostino per la segreteria della funzione pubblica CGIL. Abbiamo chiesto nella trattativa convocata pochi giorni fa chiarimenti sul numero del personale che ha effettivamente aderito al progetto senza avere alcun riscontro ufficiale. Secondo quanto risulta al sindacato, il numero di lavoratori impiegati già dal 25 aprile sarebbe dimezzato rispetto ai 20 di partenza. Anche nella polizia locale il personale si attesterebbe al di sotto delle 10 unità. Il sindacato solleva perplessità anche in ordine alla gestione delle problematiche connesse alla tutela della privacy dei cittadini. I dipendenti coinvolti hanno diritto di conoscere eventuali rischi esistenti nella procedura di gestione dei dati. Auspichiamo di ricevere delle risposte o quantomeno delle indicazioni operative per il personale coinvolto, aggiunge D'Agostino, e conclude: in assenza di un riscontro valuteremo se provvedere ad una segnalazione al garante della privacy. E poi, per chiudere questa prima parte di rassegna stampa, il quotidiano veneziano, la Nuova Venezia, pubblica un elenco di informazioni operative per quanto riguarda il ticket, domande e risposte frequenti, appunto le cosiddette FAQ. Ticket e QR code svelati in 20 punti, niente più dubbi, esenzione per veneti, lavoratori e studenti, ma prenotazione obbligatoria, amici, parenti e conoscenti non pagheranno se invitati da un residente. Insomma, tutte le informazioni comunque possono essere reperite al sito cda.ve.it. La notizia, come dicevamo, dell'avvio della sperimentazione del ticket d'accesso domani a Venezia su tutti i quotidiani locali. Leggiamo i titoli del Corriere del Veneto: Brugnaro, si parte col ticket, così Venezia sarà più vivibile. Il sindaco all'ultimo sopralluogo, la sperimentazione durerà 2 anni, annuncia. L'articolo è di Alice D'Este. Ad oggi si sono prenotate per i 29 giorni da bollino nero oltre 200.000 persone. E poi anche il Corriere del Veneto pubblica il vademecum con tutto quello che c'è da sapere: come mi devo prenotare, dove sono i controlli, sono previste sanzioni, i 5 euro sono dovuti solo dai turisti giornalieri in arrivo da fuori Veneto. Ecco, queste alcune delle informazioni. Ma voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, piuttosto ricca. Partiamo da una questione politica, quindi la politica regionale. Vediamo la notizia sul Gazzettino di oggi, riguarda la questione di cui già si parlava ieri, la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge veneta sulle case popolari, quella che aveva introdotto come requisito per poter accedere alle graduatorie ATER quello di aver vissuto in Veneto per almeno 5 anni, una norma che è stata giudicata irragionevole da parte della Corte Costituzionale. E allora già ieri avevamo visto la reazione infastidita, stizzita quasi, del presidente della regione Luca Zaia. Oggi dalle parole sembra voler passare ai fatti il presidente della giunta regionale. Allora vediamo sul Gazzettino il titolo: Zaia sfida la consulta, per le case popolari premio chi vive già qui. La mossa della regione: con i 5 anni di residenza verranno attribuiti più punti nella graduatoria, quindi non sarà più un requisito per l'accesso alle graduatorie, ma diventerà un fattore premiale. L'effetto potrebbe essere lo stesso o comunque molto simile. Si tratta comunque di un modo per aggirare forse la sentenza, o comunque una soluzione che si trova nelle pieghe della sentenza. Leggiamo sul Gazzettino nell'articolo di Angela Pederiva. La CGIL, il sindacato dei lavoratori, alza subito gli scudi e dice non insegua il caso Venezia, dove appunto già le graduatorie prevedono premialità di questo tipo. La notizia su tutti i quotidiani locali. Vediamo rapidamente gli altri titoli. Il Corriere del Veneto, primo piano, politica, i fronti aperti, prima i veneti negli alloggi popolari, Zaia allo scontro con la consulta. Il presidente insiste: più punti a chi risiede da più tempo in Veneto. L'opposizione attacca: mancano le case, questo è il vero problema. Luca Zaia, leggiamo cosa ha letto il governo cosa ha detto: il governo Gentiloni non impugnò la nostra legge reputandola corretta, continueremo a premiare chi mette radici. Queste le affermazioni. Allora vediamo
com'era e come sarà. La legge regionale del 2017 stabiliva che per fare domanda di un alloggio pubblico si doveva dimostrare di aver vissuto per 5 anni in Veneto, anche non continuativi, negli ultimi 10. Lunedì è stata pubblicata la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma. A sollevare ricorso erano stati 3 cittadini stranieri esclusi dal bando a Venezia. Verrà rivisto il meccanismo premiale che già oggi dà più punti a chi risiede da più anni in Veneto. Agli scaglioni da 10, 20 e 30 anni se ne potrebbe aggiungere uno da 5. E mentre Zaia lancia questo assalto alla Corte Costituzionale, la Lega lo segue e amplia il ragionamento dalle case popolari addirittura alle borse di studio. E quindi leggiamo il titolo: il diritto allo studio, la Lega, stesso principio pure per le borse di studio, quindi premiati i veneti, premiati chi vive in Veneto da più tempo. Il punto però è che anche in questo caso vanno trovati i soldi. Ieri in Consiglio regionale un ampio dibattito sulla variazione di bilancio, durante il quale si è parlato per molto tempo, davvero per metà della discussione almeno, proprio delle borse di studio. Il Veneto è la regione con più studenti idonei non beneficiari. Lo scorso anno è stata l'ultima regione a pagare le borse di studio, con un intero anno accademico di ritardo. Gli studenti che avevano diritto alla borsa hanno dovuto aspettare fine anno per riceverla e quindi naturalmente in questo modo studia soltanto chi se lo può permettere. Allora grande dibattito, grande polemica soprattutto contro la regione da parte dell'opposizione. La Lega prova a controbattere dicendo le borse di studio andrebbero pagate prima di tutto ai veneti o comunque a chi risiede in Veneto da più tempo. Ma leggiamo sul Corriere del Veneto la vicenda. In Veneto ci sono 4.750 universitari che hanno i requisiti per la borsa di studio ma che non l'hanno mai ricevuta. Mancano all'appello circa 22 milioni di euro perché le borse vengano erogate. Il problema era già emerso negli scorsi anni. Gli studenti avevano organizzato proteste particolarmente grosse nel 2023. In tutto il Veneto l'anno scorso gli studenti sono scesi in piazza per chiedere l'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto. Leggiamo rapidamente una dichiarazione del capogruppo della Lega in Consiglio regionale Giuseppe Pan, che ha detto: le borse andavano sempre a studenti di altre latitudini, così loro diventavano dottori, noi operai. Questa è una dichiarazione che ricorda la Lega di un tempo, la Lega antimeridionalista. Chiudiamo questa parte di rassegna stampa con i titoli dei quotidiani del gruppo NEM. Edilizia residenziale pubblica, la svolta, graduatorie, alloggi Ater, Zaia, chi è qui da tempo verrà ancora premiato. Il presidente del Veneto al lavoro con i legali dopo la sentenza della consulta: se la residenza non va bene come prerequisito alzeremo i punteggi intermedi. Secondo i direttori delle Ater potrebbero beneficiarne i migranti ucraini, ad esempio, che facilmente trovano lavoro ma non la casa. Questa è una dichiarazione che leggiamo sui quotidiani del gruppo NEM. Rimane critica la CGIL, basta con la demagogia, dice il Veneto non insegua Venezia nel ridurre l'accesso ai servizi pubblici. E questo è quanto, almeno per il momento. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi invece con alcune notizie flash. La prima riguarda l'attualità del 25 aprile, liberazione e antifascismo. Cresce il sostegno agli ideali. Lo leggiamo sul Gazzettino di oggi. Sono i dati del sondaggio realizzato da Demos per l'osservatorio sul nord-est del Gazzettino, appunto. È in netto aumento l'adesione alla celebrazione del 25 aprile, 51% in Veneto rispetto al 37% di 6 anni fa. A favore il 79% di chi vota PD, mentre la percentuale scende al 41% tra gli elettori di Fratelli d'Italia. Vicinanza più ampia tra giovani e anziani ai valori della resistenza, della liberazione, dell'antifascismo. Voltiamo pagina, un'altra notizia flash: allarme lupi nel Veneto, l'ISPRA ora apre, con questi numeri sì agli abbattimenti. La regione potrebbe chiedere al Ministero dell'Ambiente di procedere con il contenimento di questa specie che risulta ora in soprannumero. Sarebbe possibile già oggi, secondo Paolo Genovesi, responsabile del servizio fauna selvatica di ISPRA, nell'ambito della flessibilità della direttiva Habitat, fare una gestione selettiva della specie. E poi l'ultima notizia di oggi riguarda
la sanità, liste d'attesa, ecco il piano, visite di sera e nei weekend, oltre all'acquisto dai privati, le linee della Regione Veneto alle ULS, stop a booking agenda, tempi sui siti web, preappuntamento a chi non trova posto, il direttore generale potrà sospendere la libera professione, i CUP bloccheranno le richieste multiple per la stessa prestazione, la ricetta del 1 maggio avrà validità di 180 giorni. Questo per quanto riguarda appunto la sanità, e per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.